Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuova emergenza rifiuti per i comuni di mezza Sicilia, l'impianto di Lentini e Saturo, vertice permanente alla regione per trovare una nuova soluzione e intanto a Catania proliferano le mega discariche. Bancarotta e riciclaggio per favorire il clan Puntina Pillera, maxi operazione delle Fiamme Gialle nel Catanese, 10 le persone arrestate. Il piccolo Vincenzo è morto annegato. È stata eseguita l'autopsia sul corpo del bambino caduto morto nel pozzo di una fattoria didattica a Palazzolo Acreide. Nessuna traccia di altro DNA. Anche gli ultimi accertamenti avvalorerebbero la tesi del suicidio per l'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, ma il motivo resta oscuro. 2 anni fa spariva misteriosamente da Acate il sindacalista ivoriano Douda Dian, lottava per i diritti dei braccianti invisibili nei campi. Oggi si chiede di dedicare la giornata del 2 luglio contro lo sfruttamento del caporalato. Emergenza sicurezza a Palermo, ronde notturne nel centro storico contro pusher e scippatori, a Messina videosorveglianza dopo le risse nella Movida, a Catania rapinato e ferito con un colpo di pistola un noto ginecologo all'uscita della sua casa alla Scogliera. Calciomercato, il Palermo si concentra sulla difesa, interesse per lo slovacco ex rossazzurro Gyomberg, Catania vicino all'esterno mancino Anastasio. Ancora buongiorno, rischia di esplodere da un momento all'altro la nuova emergenza rifiuti, la discarica di Lentini non riuscirà ad accogliere in via provvisoria i rifiuti dei comuni del comprensorio per 20 giorni come previsto nell'ordinanza emergenziale della regione. Cancelli al momento ancora aperti e uffici regionali al lavoro alla ricerca di soluzioni, ma il vertice di ieri sera a Palazzo Orleans non è bastato. Manlio Viola. Uffici regionali al lavoro alla ricerca di soluzioni tampone per evitare l'esplodere di un'emergenza rifiuti in piena estate. I dipartimenti regionali del territorio ed ambiente e quello dell'energia, acqua e rifiuti sono al lavoro congiuntamente per trovare dove collocare l'immondizia proveniente da 200 comuni della Sicilia centro-orientale dopo la chiusura della discarica di Lentini. Già oggi i cancelli dovevano restare chiusi per riempimento dei piazzali di abbancamento, ma si è riusciti a rinviare il problema di altre 24-48 ore. Tutto nasce dallo stop al TMB, l'impianto di trattamento dei rifiuti della discarica in amministrazione controllata. Mancano le autorizzazioni ambientali. Per fronteggiare l'emergenza generata sono state necessarie ben 2 ordinanze regionali che avrebbero dovuto dare 20 giorni di tempo per risolvere il problema. Invece la situazione è tornata a precipitare dopo appena 5 giorni. Sul tavolo ritornano le ipotesi di conferimento provvisorio a Enna o a Siculiana, mentre si spinge sull'acceleratore per il rilascio dei permessi ambientali che permetterebbero il ritorno alla normale attività quotidiana degli impianti di trattamento. Ma la soluzione ancora non c'è e intanto scoppia la polemica con le opposizioni che attaccano proprio i 2 dipartimenti regionali, già al centro delle critiche anche del governatore Renato Schifani nei giorni scorsi. Nel frattempo l'emergenza incombe e il caldo certamente non aiuta. E le montagne di spazzatura invadono le città nonostante gli appelli del sindaco Enrico Trentino e dell'arcivescovo Luigi Renna. Catania affoga tra i rifiuti. Vergognose cartoline che arrivano oggi dalla via Toledo e dalla via Calliope, dove nel fiume Acquicella è finito anche un divano in pelle. È andato per noi Tonino De Mana. Da un lato il mare, dall'altro la montagna. Di spazzatura. Mentre si susseguono gli appelli al decoro con il sindaco Trentino e l'arcivescovo Renna impegnati in prima linea a catechizzare i cittadini, Catania continua ad essere invasa dalla spazzatura che aumenta di volume con il passare dei giorni. Da queste parti regna l'anarchia, la spazzatura viene più bruciata che raccolta. Ci troviamo in via Toledo, non distante dal Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Catania, e quella che vi mostriamo non è una strada, tra l'altro chiusa al traffico con tanto di cartello crivellato di colpi, ma una mega discarica dove si trova davvero di tutto. Impossibile fare un elenco, ma la tipologia di rifiuti è davvero ampia. Si scarica di tutto. Qui da noi puoi trovare di tutto. Io abito qui di fronte al primo piano e non esco dal balcone da tanti mesi, da parecchio, anche perché è abbastanza schifoso. Diciamo che dall'altro lato abbiamo una vista meravigliosa, abbiamo il mare,
e poi dall'altro lato c'è questa schifezza. Non parliamo poi dei topi che ci sono, penso che ce ne sono a milioni, e non ci facciamo mancare nulla. E aggiungo anche moscerini e zanzare che in questo momento Infatti ci stanno infastidendo, sì. Ci spostiamo più a nord per trovare la famosa via Calliope, dove le telecamere dei sistemi di videosorveglianza del comune di Catania non hanno, a parte qualche eccezione, risolto il problema. Cumuli di immondizia, mobili, scarti edili e pezzi di auto invadono la sede stradale, ristretta sempre più, persino all'altezza di una curva già di per sé pericolosa. Oltre al guardrail è ancora peggio, visto che la discarica si estende sulle sponde del fiume Acquicella che scorre accanto al cimitero. Ed ecco la ciliegina sulla torta, un bel divano bianco nel fiume. Abbiamo documentato tutto, questo oggettivamente mancava. Adesso la cronaca maxi operazione della Guardia di Finanza di Catania, 10 le persone arrestate con l'accusa di bancarotta e riciclaggio per favorire il clan mafioso Pillera Puntina. Marco Carli. Un filo conduttore portato avanti allo stesso modo per anni. Svuotavano società fallite e le ricreavano da altre parti, anche con lo scopo di favorire il clan mafioso Pillera Puntina. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 10 persone, 4 sono finite in carcere: Antonio Alfio Messina, Antonino Zingale, Silvestro Zingale e Santo Finocchiaro, e 6 ai domiciliari. L'accusa: bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso. L'operazione è stata denominata appunto filo conduttore e ha visto impegnati oltre 60 militari delle Fiamme Gialle. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli indagati per 1.250.000 euro. L'inchiesta è partita dal fallimento a fine 2018 di una società a responsabilità limitata di Pedara che operava nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti telefonici. 3 degli attuali indagati erano stati accusati di aver sottratto il patrimonio aziendale a beneficio di una nuova società con sede legale a Trecastagni, sempre riconducibile alle stesse persone. La ditta di Pedara era ormai gravata da ingenti debiti erariali per circa 8 milioni di euro. Successivamente, nel 2021, le Fiamme Gialle Etnee hanno svolto ulteriori indagini, scoprendo il medesimo schema di svuotamento dell'operatività aziendale a favore di 2 nuove realtà imprenditoriali. Una a Mascalucia, sempre nel catanese, avente come socio unico un uomo legato da stretti vincoli parentali con la famiglia Pillera, e un'altra, una ditta individuale, con sede a Mister Bianco, che secondo l'accusa sarebbe riconducibile alla medesima compagine gestionale del gruppo Zingale. Le stesse aziende sarebbero state inoltre utilizzate alla stregua di strumenti di riciclaggio per immettervi beni e proventi oggetto di distrazione a danno delle società successivamente fallite. Adesso ci occupiamo ancora della tragedia avvenuta a Palazzola Creide. Il piccolo Vincenzo è morto, ha negato i primi esiti dell'autopsia effettuata sul corpo del bambino precipitato nel pozzo. E nelle prossime ore un sopralluogo dei RIS, tra giovedì e venerdì si terranno i funerali in paese. Il servizio. Sarebbe morto per annegamento Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni precipitato giovedì scorso in un pozzo artesiano a Palazzola Creide nel Siracusano durante un campus estivo. L'autopsia, durata 2 ore e mezza, è stata eseguita da Francesca Berric, incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle 9 persone che sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta del proprietario del terreno dove si trova il pozzo e stava avvenendo il campus estivo, dell'educatrice che si è lanciata nel tentativo di salvare Vincenzo e di altre 7 operatori presenti al momento della tragedia. A questo punto, in attesa del dissequestro della salma che potrebbe avvenire nelle prossime ore, i funerali potrebbero tenersi tra giovedì e venerdì. Intanto, la Procura di Siracusa ha incaricato i carabinieri del RIS di Messina ad effettuare un altro sopralluogo nell'azienda di Contrada Falabia in modo da poter eseguire rilievi scientifici nel pozzo. Con il supporto di un'equipe di psicologi saranno sentiti alcuni minorenni presenti quella tragica mattina al campus estivo per confrontare le versioni e soprattutto per ricostruire le ultime fasi di vita del piccolo Vincenzo, precipitato giù nel pozzo lasciando nello sconforto un'intera comunità. Non c'è traccia di DNA estraneo sulla fascetta con la quale Angelo Onorato si sarebbe strangolato. Gli esami rivelano solo tracce dello stesso Onorato e dei soccorritori, così come nell'auto. Un altro elemento che avvalora l'ipotesi del suicidio, ma la vicenda continua a restare senza una spiegazione. Manlio Viola.
Angelo Onorato, il noto imprenditore palermitano, marito dell'ex eurodeputata DC Francesca Donato, si è suicidato. Adesso l'ipotesi degli investigatori, già avvalorata dai risultati dell'autopsia, trova un'altra conferma dalle analisi del DNA sulla fascetta di plastica usata per strangolarsi. Sullo strumento di morte c'è soltanto il DNA di Onorato stesso e dei suoi soccorritori. Anche nell'auto all'interno della quale è stato trovato il cadavere ai margini della circonvallazione di Palermo non c'è traccia di lotta né di presenze estranee, così come l'autopsia aveva dimostrato l'assenza di violenza di qualsiasi tipo e persino l'assenza di una reazione dello stesso Onorato. Dopo aver stretto la fascetta al collo, non ha cercato in alcun modo di levarsela. Resta però il mistero sul perché. Dalle analisi su telefoni e tablet non risulta traccia di depressione né di una minaccia come si era ipotizzato nella prima fase dell'inchiesta. Anche i file cancellati che sono stati recuperati non consegnano alcuna traccia utile agli investigatori. Resta solo la lettera lasciata all'amico avvocato con l'indicazione di consegnarla se gli fosse accaduto qualcosa e la testimonianza di un altro amico che racconta come a dicembre scorso Onorato volesse procurarsi una pistola. Tutti indizi, senza però una vera spiegazione. 2 anni fa la scomparsa nel nulla da Acate di Douda Dian, operaio 37enne ivoriano e da sindacalista aveva denunciato lo sfruttamento dei ragazzi africani nei campi. Oggi il magistrato Bruno Giordano chiede che il 2 luglio diventi la giornata nazionale contro lo sfruttamento sul lavoro. Veronica Barbarino. Siamo trattati come schiavi, qui si muore. La denuncia era di Douda Diane, operaio 37enne ivoriano, mediatore culturale e linguistico, sparito nel nulla il 2 luglio di 2 anni fa ad Acate. In uno dei video in cui denunciava in italiano e in francese la mancanza di sicurezza e la schiavitù dei ragazzi africani che lavorano lungo la fascia trasformata. Quel video è la sua ultima traccia e ad oggi nessun responsabile è stato individuato. La mancanza di progressi nelle indagini solleva seri interrogativi sulla giustizia e la sicurezza per i lavoratori migranti. Oggi il magistrato di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato del Lavoro, Bruno Giordano, propone di dedicare il 2 luglio alla giornata nazionale contro lo sfruttamento del lavoro in nome di Douda, che aveva denunciato. Lui ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le condizioni di insicurezza e lo sfruttamento del lavoro che nelle nostre campagne, nelle nostre aziende, in molte fabbriche è diventata una vera e propria schiavitù e questo sussiste anche per i riders, per i tirocinanti, per i praticanti, per gli stagisti. Tutto questo sta inquinando la nostra democrazia. Una giornata quindi per insinuare il dubbio e farci riflettere, chiedere verità e per rivendicare dignità. Un migrante è morto dopo dolori prolungati su un'imbarcazione in difficoltà mentre le motovedette italiane presenti in zona non sono intervenute. L'accusa arriva dalla ONG Humanity che gestisce la nave Humanity One accorsa a recuperare le 186 persone a bordo per trasportarle a Catania. Nella ricostruzione della ONG sabato scorso alle 17 il nostro equipaggio viene a conoscenza di una barca in pericolo. Testimoni riferiscono che l'uomo è morto dopo dolori prolungati tra le 1 e le 2 del mattino, mentre 4 navi erano sul posto. Adesso parliamo di sicurezza. A Messina, dopo una violentissima rissa notturna sulla Riviera Nord, si torna a parlare di movida e sicurezza. È stato approvato questa mattina il regolamento sull'installazione delle videocamere di sorveglianza. Saranno oltre 1000. Francesco Triolo. Una rissa violentissima fuori da un lido della Riviera Nord di Messina con coinvolti oltre 20 giovani, e quanto si è verificato sabato notte con scene di inaudita violenza, come si vede da un video che circola sui social e che è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo i fatti ed identificando i protagonisti. Ad avere la peggio un giovane che è stato ricoverato in ospedale per i traumi riportati e dimesso l'indomani mattina. Sull'episodio indagano i carabinieri che sono al lavoro per identificare i partecipanti e ricostruire la dinamica e il motivo. I militari stanno anche sentendo alcuni testimoni e l'episodio ha riacceso i riflettori sulla mala movida fuori dai locali notturni. Se ne è parlato anche questa mattina in commissione consiliare, dove all'ordine del giorno c'era l'approvazione del regolamento per l'installazione di nuove videocamere di sorveglianza, 1064 che saranno posizionate sul territorio cittadino e soprattutto nei luoghi della movida e sulle strade dove è necessario il monitoraggio. Un aspetto, quello della violenza fuori dai locali notturni, che è stato sottolineato
da diversi consiglieri comunali di Messina. Si trova ricoverato al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania un noto ginecologo catanese che è stato ferito con un colpo di pistola a una coscia durante una rapina avvenuta stamattina mentre in auto si stava recando al lavoro in una famosa clinica del capoluogo etneo. Appena uscito dalla sua villa alla Scogliera, il medico con la propria auto sarebbe stata affiancata da uno scooter con 2 persone a bordo che gli hanno intimato di consegnargli il Rolex. Sembra che la vittima abbia reagito, poi uno dei 2 rapinatori ha esploso un colpo di pistola che lo ha ferito. Dopo essersi fatto consegnare l'orologio, i 2 sono fuggiti. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. E parliamo ancora di sicurezza, per questa volta a Palermo, perché è ancora emergenza nel centro storico, nonostante le ronde notturne e i controlli. Pusher e scippatori ad un certo orario diventano padroni del territorio. Marco Gulla. Qui siamo tutti terrorizzati, dalle 20 in poi si rischia anche di essere picchiati per pochi euro. A parlare è un residente del centro storico di Palermo, questo francobollo della città di giorno è meta di turisti che ammirano le bellezze culturali del capoluogo, ma di notte tutto cambia. Le baby gang entrano in campo e terrorizzano turisti e residenti con furti, scippi e rapine. Tra ronde e controlli poco comunque è cambiato, pusher e scippatori sono padroni incontrastati del territorio. Alle 18 comincia a essere frequentata esclusivamente da tutti questi soggetti che intimoriscono, disturbano, sporcano, spacciano. Nessuno di noi esce dopo un certo orario, né tantomeno vengono persone a trovare i residenti, perché naturalmente la situazione non è controllata. E ad essere presi di mira oltre ai residenti anche i turisti che vengono importunati e derubati. I turisti per prima vengono derubati dai borseggiatori, vengono importunati le ragazze con degli atteggiamenti poco simpatici e poco rassicuranti, le persone più grandi vengono proprio invitate allo spaccio a comprare la droga. Veramente bisogna viverci e transitare in queste ore per capire il disagio, l'insicurezza e il degrado che abbiamo in questa parte meravigliosa della nostra città. Da giorni sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine, ma i residenti chiedono un presidio fisso quotidiano. Adesso cambiamo decisamente argomento, vi mostriamo con queste immagini l'imponente serbatoio d'acqua posizionato a circa 40 metri di altezza e si erge simile a un fungo tra il Viale Tirreno e la via Santa Sofia a Catania, di proprietà dell'Università di Catania. Il serbatoio che è stato totalmente ristrutturato dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico San Marco e abbellito con un'opera di urban art a cura dell'artista Antonio Carmelo Barbagallo. Il tema dell'opera è un inno alla cura dell'ambiente. La struttura, progettata e realizzata a metà degli anni 60 e fino ad oggi mai restaurata, assicura oltre 600.000 litri d'acqua al presidio ospedaliero e alle sedi universitarie, e prima di questo intervento di riqualificazione l'intera area ai piedi della costruzione da tempo era divenuta ricovero di senza tetto e giovani tossicodipendenti. Adesso la musica di Patrizia L'Aquidara, che torna protagonista in radio con il brano Assa Benerica, una canzone che fonde tradizione ancestrale con sonorità pop e influenze contemporanee. La cantautrice siciliana ha dedicato un omaggio alla città di Messina e all'antica processione della Vara che si celebra il 15 agosto. Eva Spampinato. Un esorcismo musicale, un canto dal procedere ritmato e rimato che segue lo stile spoken word postmoderno e fa rivivere il dialetto siciliano nel timbro della poliedrica cantautrice Patrizia L'Aquidara.
Benerica sappiamo che è una parola, che è una forma di saluto siciliana, che in qualche modo sembra quasi una formula magica. Assa Benerica, questo è il titolo del brano, diventa il manifesto pop di una processione antica, la Vara, che si celebra il 15 agosto nella città di Messina. Pregando la santa, la folla che avanza, batte e pulsa, batte e pulsa. La Vara perché è una processione a cui assistevo molto andavo ad assistere quando ero molto piccola. Si partiva da Vicenza e si raggiungeva a Messina, e io ricordo che da bambina ero molto affascinata da questo grande carro votivo che a un certo punto appariva sulla strada. Mi sembrava una cosa epica, una macchina epica e trionfale. Il brano, registrato e mixato a Lisbona, vede la collaborazione di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam, e del musicista, compositore messinese Tony Canto. Il video è stato girato proprio a Messina per rendere omaggio anche alla città di mio padre, una città che io amo. Poi c'è lo Stretto, che secondo me è uno dei panorami più suggestivi, più belli, ma non solo, anche mitologici che abbiamo in Italia. Complimenti a Patrizia Laguidara, noi invece ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro il calciomercato. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calciomercato. Il Palermo si concentra sulla difesa, interessi per l'ex rossoazzurro Gyomberg, mentre il Catania è vicino ad Anastasio e D'Andrea. Servizio. Operazioni cominciate da poche ore, il tutto a qualche giorno dall'inizio della stagione per i club con il ritiro precampionato. Ecco perché questa fase è molto importante per mettere le basi, sempre stando attenti al budget. Il nome nuovo in casa Palermo è quello di Gyomberg, ex Catania, ha risolto il contratto con la Salernitana, giocatore slovacco che ha partecipato anche agli europei e potrebbe rinforzare la difesa dei rosa. Dato per chiuso l'ingaggio di Nicolau, i rosanero non mollano la pista Ferrari, ma la cremonese è in vantaggio. Per il centrocampo le attenzioni sono ancora per Mazzitelli. 2 nomi su tutti al momento in casa Catania: Anastasio, il laterale mancino, ultima stagione alla Casertana, 2 gol per lui ma di proprietà del Monza, ed Andrea del Cirignola, accordo di massima già raggiunto come ammesso dal direttore sportivo dei pugliesi di Toro. E poi c'è la questione attacco con Lescano, Varela, ma anche altre piste battute da Faggiano. In difesa piace Di Gennaro, ma sul difensore della Carrarese ci sono anche altre società. Stessa situazione anche per Casasola della Ternana. In casa Messina proseguono le questioni societarie. Pietro Sciotto, come comunicato dallo stesso club, d'accordo con il gruppo anglo-americano che potrebbe rilevare il pacchetto di maggioranza, ha provveduto agli adempimenti economici di fine stagione 2023-2024. Potrebbe essere la svolta con il gruppo acquirente che indicherà il nuovo direttore sportivo. Le ultime voci parlano di un DS giovane che potrebbe essere affiancato da Rino Foschi come consulente. Il Trapani, dopo aver confermato Torrisi in panchina e Mussi come DS, dopo i tanti nomi già vicini all'ufficializzazione, fra cui Canute, potrebbe chiudere a centrocampo per Mastrantonio. E questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.